litoraneo al fenomeno territoriale, utilizzando le vie d'acqua, il fiume di Venza, la litoranea veneta come dorsali del cambiamento, riducendo la pressione del litorale e ampliando l'offerta e la stagionalità turistica. Tanto premesso, le linee guida del patto del Comune di Caula sono le seguenti: difesa e riqualificazione della linea di costa, rigenerazione degli insediamenti litoranei di primo impianto, tutela e salvaguardia degli ambienti naturali e dei contesti di valore storico, rinaturalizzazione di aree di più recente bonifica di limitato valore agricolo. Si tratta pertanto di trasformare una parte del mare di terra che sta alle spalle della linea di costa in una terra di mare in grado di completare il corpo della città costiera di Caule, ripristinando le connessioni ecologiche e riqualificando i paesaggi degradati. Si tratta di dare a Caule una nuova centralità nei servizi e nelle strutture funzionali alla nautica per la navigazione sia nelle acque marittime sia nelle acque interne. Si tratta di dare al sistema turistico litoraneo un retroterra infrastrutturale, ambientale e di servizi adeguato, come accade nei territori costieri simili al nostro, dove località balneari e sistema insediativo sono intrecciati alla scala territoriale. Infatti la trasformazione delle strutture e attrezzature turistiche, l'evoluzione dell'agricoltura, la riorganizzazione del sistema di accessibilità al mare riguarda tutto il territorio della costa orientale veneziana, un entroterra piano che si estende per circa 40 km tra la laguna nord di Venezia e quella di Marano, inciso da fiumi alpini, solcato da assi viari di relazione tra l'arco dei centri urbani pedemontani, quello dei centri di seconda fascia e quello di centri litorali locali. Il margine morfologico e logistico di questo distretto è determinato da un importante corridoio autostradale ferroviario in corso di potenziamento, dislocato a poco più di 20 km dal mare e robustito dall'aeroporto internazionale Marco Polo. In questo territorio, già ora, per funzione turistica e funzione residenziale, non si trecciano unicamente lungo il litorale, ma coinvolgono direttamente i centri di seconda fascia fino all'arco infrastrutturale dell'entroterra. Questo segmento della piattaforma logistica del Veneto, fascia di infrastrutture autostradali, ferroviarie ed aeroportuali in via di completamento, non va considerato solo come un modo per avvicinare la pianura padana e l'Europa alla città delle vacanze, per portare al mare i villeggianti, ma al contrario come un modo per unire il teatro alto Adriatico alla Pentapoli Veneta, ossia le 5 città del corridoio europeo numero 5 dell'Europa. Tutto insieme, quindi questo territorio va considerato come un luogo privilegiato dove abitare, da cui partire per lavorare o fare vacanze. Non solo un quartiere cosmopolita, ma anche un parco residenziale aperto di grande qualità ambientale che si distende dalla città lineare costiera fino ai centri storici di seconda fascia, alternando habitat naturali, nuclei residenziali, insediamenti turistici, corridoi infrastrutturali, ampie fasce di rinaturalizzazione, ambiti di produzioni eccellenti in un tessuto connettivo che dovrà eseguire i lineamenti del parco campagna. Con la litoranea veneta organizzata come cerniera e prospetto formale della prima linea turistica verso l'entroterra, parco navigabile lungo un sistema di canali che permette di viaggiare sulle acque interne. Il PAT è precisamente lo strumento di pianificazione locale che ha il compito di guidare questa trasformazione dell'assetto territoriale, secondo questa visione strategica, assicurandone la sostenibilità ambientale, paesaggistica, sociale ed economica. Il PAT è dunque un complesso di istruzioni d'uso per la realizzazione dei successivi piani degli interventi, in cui nella tavola 1, carta dei vincoli della pianificazione territoriale, sono raccolti tutti i vincoli sovraordinati. Nella tavola 2, carta degli invarianti, sono individuate le aree e gli elementi non oggetto di trasformazione, considerati come valori e tutele. Nella tavola numero 3, carta delle fragilità, sono indicate le condizioni della trasformazione e nella tavola numero 4, carta delle trasformabilità, sono indicate le azioni strategiche programmate. L'idea fondamentale del PAT è quella di associare strettamente la trasformazione del territorio con il risanamento ambientale e paesaggistico, la riqualificazione degli spazi dei centri urbani della costa turistica e dell'entroterra, utilizzando in maniera sistematica gli strumenti della perequazione urbanistica del credito edilizio, al fine di dare contenuto territoriale alla strategia di rigenerazione definita dal PAT. Sono stati dunque definiti gli ambiti territoriali omogenei, atto, che costituiscono l'unità fondamentale della pianificazione, sia in termini di carico insediativo e di dotazione di standard per il PAT, sia per gli indicatori di stato e di pressione ai fini della VAS.
Si è assunto come elemento morfologico guida la rete capillare di corsi d'acqua, elemento fondante l'organizzazione del territorio di pianura. Immediatamente ha preso corpo un disegno aderente alla forma del territorio, in grado di esprimere compiutamente la sua organizzazione strutturale. Atto di tipo agricolo, con funzione sia di produzione agricola sia ambientale, definiscono la parte di territorio aperto localizzato in destra dell'Emene, Valle Tagli, Capottoni, bonifica di ottava presa. Atto di tipo ambientale, dislocati in sinistra all'Emene, costituiscono ambiti cuscinetto a protezione dell'area nucleo della laguna di Caore, Marango e Bussa. Atto di tipo naturalistico, costituiscono l'area nucleo di maggior pregio ambientale per i valori naturalistici presenti, laguna di Caore e Valle Vecchia. Atto di tipo agropolitano, si tratta dell'ambito denominato Terre d'Acqua di Livenza, posto alle spalle del fronte litoraneo di Caore, compreso tra il corso del fiume Livenza e il corso del canale Livenza-Molo. Atto di tipo insediativo residenziale, costituiscono la corona dei centri urbani localizzati nell'entroterra, San Giorgio di Livenza, Ottava Presa, San Gaetano e Castello di Brussa. Infine, atto di tipo insediativo turistico, definiscono il fronte litoraneo del sistema insediativo di Caore, Costa di Ponente, Sansonessa, Santa Margherita, Costa di Levante, centro storico. Per ogni programmazione nel PAT si è tenuto conto della necessità di contenimento del consumo di suolo, perseguita mediante la definizione di limiti specifici alla sottrazione di suolo agricolo, in conformità all'articolo 13,1 lettera F della legge regionale Veneto 11 del 2004. Fatto questo inquadramento generale sulla filosofia del PAT, risulta indispensabile analizzare quali sono le previsioni per quanto riguarda gli ambiti territoriali interessati dall'interpellanza in oggetto. Il territorio più d'oriente del Comune di Caore è suddiviso in tre ambiti: l'atto di tipo residenziale numero 17 relativa a Castello di Brussa, l'atto di tipo naturalistico numero 7 relativo a Valle Vecchia, l'atto di tipo ambientale numero 5 relativo alla Brussa. Per l'atto di Castello di Brussa il PAT prevede la possibilità di localizzare un'area destinata alle attività produttive, artigianali di servizio e logistiche con i seguenti limiti dimensionali: metri cubi 15.000 previsti al PRG, metri cubi 40.000 aggiunti dal PAT, per un totale dimensionamento massimo di metri cubi 55.000. Castello di Brussa è ritenuto un importante presidio territoriale, il nucleo di servizi per la valorizzazione ambientale, paesaggistica e per la fruizione turistica del più vasto ambito territoriale di Brussa, di cui costituisce la soglia d'ingresso. Con queste finalità il PAT ne prevede il consolidamento residenziale ed insediativo. Per l'atto di Valle Vecchia il PAT prevede la progressiva e completa rinaturalizzazione, proseguendo l'opera di rialagamento di una piccola porzione con la finalità di valorizzare l'oasi ecologica e faunistica di notevole interesse e pregio. In tale ambito e per tali finalità non è prevista cubatura di alcun tipo da realizzare. Per l'atto della Brussa, ritenuta posizione strategica di porta territoriale di accesso alle aree nucleo di Valle Vecchia e valli della laguna di Caore, il PAT prevede la possibilità di ospitare un turismo di qualità compatibile con un'area di rilevante valore ambientale e paesaggistico, declinato sui tempi lenti della visitazione fluviale, adatto ad accogliere le attività di servizio alla fruizione naturalistica di Valle Vecchia. Il PAT prevede per la Brussa la possibilità di realizzare strutture ricettive all'aperto, integrate con le strutture tipiche degli ambienti di transizione terracquea, quali aggregati di casoni, nonché attrezzature leggere di supporto alla navigazione fluviale, quali pontili e attracchi per piccole imbarcazioni. Tali insediamenti non potranno essere localizzati all'interno degli ambiti di importanza paesaggistica e dei corridoi ecologici. Il loro dimensionamento dovrà avvenire mediante specifico accordo di pianificazione in conformità ai principi di perequazione urbanistica e di soddisfacimento dell'interesse pubblico, corredato dalla valutazione di incidenza ambientale e studio di compatibilità idraulica. Nell'ambito meridionale dell'atto è infine prevista la realizzazione di un ampio parcheggio pubblico funzionale alla visitazione dell'ambito di Valle Vecchia, con conseguente spostamento più a monte di quello attuale troppo a ridosso dell'area naturalistica, del quale si prevede l'eliminazione. Il dimensionamento massimo previsto è il seguente: superficie di ettari 50, metri cubi 25.000 previsti al PRG, metri cubi 40.000 aggiunti dal PAT, totale dimensionamento massimo metri cubi 65.000.
il tutto su un ambito territoriale di oltre 2.530 ettari. Il dimensionamento massimo del campeggio è pertanto pari a meno del 2% dell'intero ambito della Brussa. Si conferma in questa sede la volontà dell'amministrazione comunale di Caorle di porre in atto ogni accorgimento necessario a garantire la tutela di un'area di elevata importanza e dal delicato equilibrio ambientale che è Valle Vecchia. Questa volontà dell'amministrazione comunale è condivisa da tutti gli abitanti della Brussa che desiderano per il proprio territorio uno sviluppo turistico che rispetti la vocazione naturalistica che da sempre contraddistingue questi luoghi. Gli abitanti della Brussa saranno i primi a essere i garanti del rispetto del territorio e delle sue tipicità, consapevoli di quanto appresso. Va ricordato che la Brussa, situata nell'entroterra orientale del comune di Caorle, è separata dalla località litoranea di Valle Vecchia dal canale Cavannella, quale prosecuzione naturale del canale Canadore. Non a caso dunque il PAT tratta le due zone in maniera distinta, con ambiti territoriali separati. La possibilità di realizzare il villaggio turistico ricade all'interno delle sole aree trasformabili della Brussa, che nella parte più interna distano ben 3-4 km dal canale che delimita Nord Valle Vecchia. La legge istitutiva del PAT prevede che la competenza dell'individuazione della collocazione e della consistenza dell'area da adibire a villaggio turistico viene riservata in ogni caso al momento successivo, ossia il piano degli interventi. Ma va sin d'ora ricordato che la possibilità della realizzazione è contenuta comunque a basso impatto ambientale e non contempla la realizzazione di volumetrie edilizie, se non in misura contenuta come espresso nella scheda dell'atto numero 5. Non solo, l'intervento sarà in ogni caso soggettato ad accordo di pianificazione ex articolo 6 legge Regione Veneto 11/2004 e quindi sotto il controllo diretto dell'amministrazione comunale. Si ritiene opportuno infatti ricordare che tale legge, tra gli altri, si è ispirata ai seguenti criteri: indirizzi, metodi e contenuti, promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare la necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali, tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica. Ultimo, ma non ultimo, il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta della gestione del proprio territorio. È importante ricordare l'articolo 12 della citata legge, laddove prevede che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatorio comunale che si articola in disposizioni strutturali contenute nel PAT e in disposizioni operative contenute nel piano degli interventi. Il PAT, redatto sulla base di previsioni decennali, è il strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti in conformità agli obiettivi e indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore e alle esigenze della comunità locale. Il piano degli interventi è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione, di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Va chiarito, per chi ancora non lo avesse compreso, che il Comune di Caorle, nel procedimento di formazione del PAT, ha ritenuto di non percorrere l'iter previsto dall'articolo 14, che prevedeva un intervento ex post della provincia, con la possibilità che la Giunta provinciale approvasse il piano adottato dall'amministrazione comunale, decidendo solo in seconda battuta sulle osservazioni presentate, introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP, la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio, la tutela degli invarianti. La scelta del Comune di Caorle è stata viceversa, quella di avvalersi dell'iter procedimentale previsto dall'articolo 15 della citata legge, ossia il procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante procedura concertata, cosiddetta copianificazione, tra Comune e Provincia, e che prevede l'adozione da parte della Giunta del documento preliminare avvenuto il 18 ottobre 2007, la sottoscrizione da parte del Comune di Caorle, della Provincia di Venezia e della Regione Veneto dell'accordo di pianificazione avvenuta il 1 aprile 2008, la redazione del piano e la sottoscrizione degli elaborati del PAT e della VAS al PAT
con redazione dell'archivo verbale e con contestuale acquisizione dei pareri regionali relativi al settore geologico e della Commissione VIMPE, avvenuta il 1 settembre 2010. L'adozione infine del PAT in Consiglio Comunale, avvenuta il 15 settembre 2010, con la sua pubblicazione per 30 giorni affinché chiunque potesse formulare osservazioni. Pubblicazione avvenuta il 15 ottobre 2010. Tanto va detto per replicare alla posizione della provincia di Venezia manifestata in recente commissione provinciale urbanistica, laddove si censura l'assenza di condivisioni con il Comune di Caorle sulla formazione e condivisione del PAT e sui suoi contenuti. In aggiunta si ricorda che nell'ambito della procedura copianificata, oltre ai numerosi incontri con i cittadini e con le associazioni, in data 25 maggio 2009 è stato fatto un primo incontro presso gli uffici della Regione Veneto, alla presenza dei referenti regionali della direzione urbanistica per il Comune di Caorle, al responsabile area della Regione Veneto, architetto Tomaello, provincia di Venezia, architetto Nardo, architetto Migotto e architetto Pascolini per il Comune di Caorle, con la presenza di tecnici e redattori del PAT, dottor Rossetto e dottor Compagni. In data 17 giugno 2009 si è svolto il secondo incontro tra i soggetti partecipanti alla pianificazione concertata, Regione, Provincia e Comune, con la presenza dell'assessore urbanistica Vanni Ferro, del dottor Finotto, dottor Compagni per lo studio redattore del PAT. In data 27 aprile 2010 la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune di Caorle hanno concordato nel concludere la procedura concertata. Attualmente il piano è in attesa di convocazione della conferenza di servizi da parte del Comune di Caorle. Detta conferenza di servizi tra il Comune di Caorle e la Provincia di Venezia si dovrà esprimere sul piano e sulle osservazioni pervenute già inviate alla Provincia con nota 3 maggio 2012 a seguito della delibera di Giunta Comunale 102 del 26 aprile 2012. Qualora si riscontri il consenso del Comune e della Provincia, il piano si intende approvato ed è ratificato dalla Giunta Provinciale. È evidente che in un processo di copianificazione tra Comune e Provincia, per scelta del legislatore, vi deve essere una totale condivisione delle scelte oltre che delle procedure. In questo processo non c'è un soggetto che pianifica il Comune e uno che approva la Provincia, come avveniva in passato quando le competenze erano in capo alla Regione, ma vi è una completa condivisione dei processi e dei contenuti tra i due soggetti, condivisione già avvenuta per quanto sopra ricordato. Il momento dell'approvazione del PAT si sostanzia infine con il consenso del Comune e della Provincia in un rapporto che non è gerarchico ma paritetico tra i due enti. Nell'interpellanza presentata si leggono molte imprecisioni e anche molte inesattezze. Si legge anzitutto che Lega Ambiente nello scorso mese di agosto avrebbe raccolto circa 5.000 firme di cittadini di Caorle che pregano, supplicano, implorano il Comune e la Provincia di stralciare dal PAT la previsione del villaggio turistico. In primo luogo non si tratta di 5.000 firme, bensì di circa 1.000 cartoline intitolate Basta cemento, difendiamo Valle Vecchia, nonché circa 2.900 sottoscrizioni raccolte online con la dicitura no alla cementificazione della Valle Vecchia. In secondo luogo, quelle raccolte Lega Ambiente nella maggior parte dei casi o sono scarabocchi o sono nomi scritti in stampatello ed in tutti i casi non vi sono dati identificativi delle persone, non un indirizzo o una data o luogo di nascita, non mai un numero di carta d'identità. In terzo luogo, che poi è quello che più conta, questo pseudo sondaggio dà un responso molto chiaro. I nomi riportati sulle cartoline sono di persone estranee al nostro territorio. Persone residenti, solo per citare alcuni esempi, a Codroico, Casarsa, San Fior, Meolo, Spresiano, Mirano, Mogliano Veneto, Campalto, Casier di Treviso, Milano, Fiume Veneto, Zano Decimo, Motta di Livenza, Spoderzo, Porcia, Fontana Fredda, Brescia, Francenigo, Sacile, Budoia, Olcinigo, Auronzo di Cadore, Roveredo in Piano, Pordenone, Sarevo in provincia di Vicenza, Montereale Valcellina, San Daniele del Friuli, Cordovado, Conigliano, Trieste, Gions, Trevignano, Cappella Maggiore, Treviso, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Piove di Sacco, Marostica, Padova, Cislago, provincia di Varese, Udine, Trichiano, provincia di Belluno, San Martino Collo Umberto Burattini, provincia di Treviso, Fontanelli, Codogné, Rovolon, provincia di Padova,
Morgano di Guadoere, provincia di Treviso, Belluno, Vittorio Veneto, Vajont, Domegge di Cadore, provincia di Belluno, Verona, Decimo, Puzzu, provincia di Cagliari, e qui mi fermo, salvo ricordare che i non residenti sono un numero impressionante e che tra i nomi riportati vi sono persino persone dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia e da altri paesi europei. Francamente, se le istituzioni locali devono ascoltare qualcuno, devono sicuramente ascoltare il proprio territorio e non persone che non conoscono la differenza tra Bruxelles e Vecchia e che magari arrivano dall'aldilà dell'oceano. Per fare sintesi, noi quelle cartoline, tanto valorizzate dall'interpellanza, le abbiamo lette una ad una. Poco meno del 5% di quei nomi sono di cittadini del comune di Caorle. Analoghe considerazioni valgono per le petizioni raccolte online. In quarto luogo, la questione alla gente è stata posta molto male. Equivoco ed inganno non da poco dire ai cittadini che il comune di Caorle vuole cementificare Valle Vecchia. È così che si pongono le questioni. Questo significa prendere in giro la gente, prendere in giro i cittadini, ai quali invece è necessario dare l'informazione corretta. In quinto luogo si parla di villaggio turistico da 6.750 posti letto, mentre questo dato non si evince da nessuna parte. Come sopra ricordato, il dimensionamento della struttura ricettiva all'aperto e della sua collocazione e la stessa progettazione sono riservati al piano degli interventi e alla valutazione del beneficio pubblico e della perequazione urbanistica. Essa, nelle previsioni del PAT, è contenuta a basso impatto ambientale, non contempla la realizzazione di volumetrie edilizie, se non nella misura contenuta espressa nella scheda dell'atto numero 5. In sesto luogo si parla di un turismo di massa che si riverserà nell'area di Valle Vecchia, ma si è capito come trattasi di ambiti distinti, separati dal canale Cavanella, e che la possibile collocazione della struttura ricettiva all'aperto, considerati i previsti corridoi ecologici e la sussistenza degli ambiti protetti, essendo realizzata in area agricola, ossia in aperta campagna, dista fino a 3-4 km dal canale stesso che separa i due ambiti. In settimo luogo, nell'interpellanza si parla di effetti devastanti su Valle Vecchia per il carico antropico. Nulla di più errato. Dalla relazione tecnica al PAT, condivisa da Comune, Provincia e Regione, emerge tutt'altro, e precisamente che la struttura è a basso impatto ambientale e tutela e salvaguarda gli ambiti protetti. Ragion per cui si rispediscono al mittente gli aggettivi utilizzati nell'interpellanza stessa, che accusa le amministrazioni comunali che si sono succedute di essere massacratori dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, dell'identità dei luoghi e delle comunità. Ed è proprio alla comunità che si intende dedicare la parte finale di questo intervento. L'ultima imprecisione contenuta nell'interpellanza si riferisce infatti invero al fatto che la provincia dà prova di sensibilità democratica mentre il sindaco del comune di Caorle non la darebbe. Francamente a riguardo nutriamo qualche dubbio. La provincia sta pianificando il patto con il comune di Caorle di fatto nei contenuti dal 2008 e per espressa competenza attribuita dal legislatore da gennaio 2011. Oggi però ci viene a raccontare la storia dell'orso, storiella alla quale qualcuno ha anche avvocato a livelli istituzionali sovracomunali, sostenendo la versione che quando gli elaborati del PAT sono stati sottoscritti dalla provincia non ne conosceva il contenuto, insomma come firmare una caviale in bianco praticamente. Ma la verità è evidentemente un'altra, perché chi cambia in maniera improvvisa e repentina la propria volontà con motivazioni politiche al punto di dire esattamente il contrario di quello che diceva un'ora prima, evidentemente porta in sé un secondo fine e non proprio cristallino. La cosa più grave comunque rimane il fatto che la volontà provinciale di stralciare la previsione sull'atto 5 viene fatta contro le istituzioni locali, contro il territorio e con metodi discutibili per le ragioni di cui appresso. In Commissione Provinciale Urbanistica, assente il Comune di Caorle in quanto non invitato, l'assessore provinciale all'urbanistica ha partecipato ai consiglieri della sua volontà di censurare con cesoie e mannaia la previsione del patto del Comune di Caorle sull'ambito della Lussa. Il tutto sulla base di una improvvisata tabellina dove si confondono i metri cubi con i metri quadrati, dove si omettono artatamente dati importanti di confronto, dove si confrontano infine previsioni di comuni che hanno adottato il PAT con previsioni di comuni che non lo hanno adottato e che quindi ancora non hanno detto nulla.
Dopo tale commissione, senza contraddittorio con l'amministrazione comunale di Caorle, la questione è stata portata dall'assessore all'attenzione del Consiglio provinciale ed è sfociata nella nota mozione del 25 settembre 2012. Solo dopo la mozione del Consiglio provinciale e precisamente in data 12 novembre 2012 il Comune di Caorle è stato invitato in commissione, in contraddittorio con il vicepresidente provinciale, dove è stata data l'opportunità all'amministrazione locale di spiegare i contenuti e di confutare le tabelline improvvisate. Il tutto però inutilmente perché è avvenuto dopo che il Consiglio provinciale aveva già deciso. Lascio dunque a voi l'arduo compito di perseverare nel sostenere che la provincia ha dato prova di sensibilità democratica, di correttezza nell'informazione e di rispetto istituzionale. Per contro il Comune di Caorle, nella persona del sindaco, della giunta e dei consiglieri di maggioranza, si è impegnato sotto un altro fronte. Quello di capire, al di là del conforto dei dati tecnici dei redattori del PAT, se veramente la possibile realizzazione di questa struttura ricettiva all'aperto fosse una risposta alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti, con la serenità di essere pronti ad accettare una revisione della previsione qualora il territorio e i suoi abitanti fossero contrari. In data 9 novembre 116 cittadini di Caorle, questi sì cittadini di Caorle, abitanti in Castello e Brussa, prevalentemente capi famiglia e imprenditori locali, hanno sottoscritto un documento unitario che hanno inviato alla Presidente della Provincia Zaccariotto, al Vicepresidente della Provincia Mario D'Artor, al Presidente del Consiglio provinciale, al Presidente della terza Commissione provinciale urbanistica e al Sindaco di Caorle, con il quale hanno chiesto di non stralciare dal PAT tale previsione, perché essa può dare un'opportunità nei prossimi 10-20 anni al territorio, sia sotto il profilo occupazionale che sotto quello demografico. In quella nota si parla di non uccidere la speranza e di non cancellare il possibile sviluppo, di non negare la possibilità di investire nel domani. Tale volontà popolare è stata riconfermata nella riunione zonale tenutasi in data 23 novembre nella delegazione di Castello di Brussa alla presenza del vicepresidente della provincia, nonostante l'azione di disturbo e di provocazione in quella sede perpetrata dai medesimi soggetti estranei al nostro territorio. Allora chiediamo a voi che avete sottoscritto questa interpellanza: chi è veramente antidemocratico? Chi si pone veramente contro le istituzioni locali? Chi si pone veramente contro la volontà dei cittadini? Il Comune di Caorle o la provincia di Venezia per bocca dell'assessore D'Artor? Noi non riteniamo di aderire alle posizioni radicali ed aprioristiche di associazioni che sono portatrici di interessi corporativi, ne riteniamo di aderire a scelte di opportunità politica di altri enti, posizioni che nulla hanno a che vedere con la volontà dei cittadini e abitanti nel territorio e che sono proprie di politici seduti su comode poltrone che nemmeno sanno dove si trova la Brussa o dove si trova Valle Vecchia, perché coloro che non ascoltano i cittadini non meritano di governare il territorio. Ricordiamo, concludendo le parole sempre vive nel tempo, del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, allorquando nel bacchettare i politici che non ascoltavano i cittadini e calavano le decisioni dall'alto, ricordava sovente che quando un governo non fa quello che dice il popolo va cacciato via anche con mazze e pietre. Grazie signor Sindaco. Prima all'inizio ho avvisato il pubblico in caso di telloni, adesso noto con piacere che vi siete portati anche da là, quindi ho chiesto di non disturbare e di non apporre restrizioni. Capogruppo Borin, prego. Grazie Presidente. Bene, le parole del Sindaco che si è dilungato non poco per dare risposta all'interpellanza, anzitutto mi permetto di dire che non danno risposta a quella che era poi la domanda fondamentale. Cosa farà il Sindaco rispetto a questo problema oggi che la provincia ha manifestato un diverso orientamento? Ma prima di entrare poi nel merito mi permetto di rilevare alcune cose. Anzitutto l'interpellanza, l'interrogazione è a firma congiunta di tutti i consiglieri di opposizione
E questo è anzitutto indice chiaro, inequivocabile, che l'opposizione ha formalizzato un intervento congiunto, che di per sé sarebbe ben poca cosa, se non fosse altro che, come è stato anche indicato nell'interrogazione, i consiglieri di opposizione in realtà rappresentano il 70% dei consensi espressi in sede di consultazione elettorale, e ciò nonostante poi l'amministrazione legittimamente possa appoggiare solo su una esigua maggioranza relativa. Ora, dire questo non è poca cosa, in quanto i firmatari dell'interrogazione sono cittadini di Caule e rappresentano cittadini di Caule. Questo nel senso che poi, andremo a precisare, si tratta di dar voce all'esigenza di una chiarezza su un tema particolarmente spinoso, particolarmente importante per tutti quanti noi, qual è quello del governo del territorio. Ora, io per carità forse ricorderò male, anzi sicuramente ricorderò male, ma mi pare di ricordare che in sede di approvazione del PAT non ci sia stata una così lunga, tra virgolette, esaustiva esposizione di quello che era lo strumento urbanistico che si andava ad adottare. Questo per dire che in realtà lo stesso strumento urbanistico non è stato approfondito. Per carità, poi il sottoscritto non lo ha votato, ma è anche vero che quello strumento urbanistico, che poi frutto di copianificazione, ha lasciato spazio ad un ente che a quel tavolo sedeva per ripensare la gestione del territorio. Allora io dico, bene, forse se qualcuno ha fatto un passo indietro, e mi viene ricordato che spesso il cambiare idea è anche sintomo di intelligenza, ora la domanda è se questa intelligenza è anche propria dell'amministrazione comunale, alla luce del fatto che, e lo vedremo nei successivi punti che sono portati all'ordine del giorno questa sera, addirittura vi è un rimborso di oneri di urbanizzazione, perché evidentemente la realizzazione di nuove opere edilizie non è così sentita in questo momento, e allora forse la pianificazione dovrebbe tenere conto del fatto che l'evoluzione e lo sviluppo del nostro territorio non va, ammesso che ci sia mai andata, nella direzione che era stata tracciata dal PAT. Se è vero dunque che poi gli oneri di urbanizzazione rappresentano nella sostanza una imprescindibile fonte di finanziamento degli enti locali, è anche vero che forse è giunto il momento di dire basta con la vendita del territorio per fare cassa. E se allora lo scopo è quello di realizzare delle pianificazioni che consentano poi di introitare oneri di urbanizzazione vendendo a dismisura quello che è il nostro territorio, allora bisogna tenere conto che quelle 5.000 firme, vere o meno che siano, io non entro nel merito perché non sono deputato a ciò, ma rappresentano una infinitesima parte di quelle 4.500.000 presenze circa che ogni anno frequentano Caule e che evidentemente hanno espresso, e la provenienza forse in questo senso va letta delle sottoscrizioni, è indicativa del fatto che la gente un po' dappertutto apprezza il nostro territorio e un po' dappertutto ci sta lanciando un monito. Guardate che quella è una risorsa essenziale per il nostro territorio. Noi anche da fuori veniamo a visitarla, e se allora veniamo anche da fuori a visitarla perché siamo evidentemente clienti, oltre che magari gli stessi cittadini, dovete salvaguardarla, preservarla. Il carico urbanistico che andreste a calare su quel territorio, su quell'ambito, evidentemente non riteniamo che sia compatibile con una ponderata e lungimirante linea di sviluppo dello stesso. Questo è il merito, la questione politica è questa, anche perché poi alla fine dei conti dobbiamo comunque considerare che l'ambito di Bruxelles che citava prima il sindaco prevederebbe, secondo il PAT, salvo poi i ripensamenti, i 65.000 metri cubi, che poca cosa non sono.
e che comunque poche persone non ospiterebbero anche laddove realizzati, e queste persone dove andrebbero poi a trascorrere la loro vacanza? Mica certo all'interno di 4 mura piuttosto che di un campeggio. Probabilmente cercherebbero anche di raggiungere quell'importantissima risorsa naturale che è la vecchia. Questo forse è il timore espresso, no? Mi permetto di sottolineare nell'interrogazione. Ma ciò non di meno io mi permetto anche di fare un'ultima considerazione, dopodiché mi fermo, perché immagino che anche gli altri consiglieri di opposizione abbiano voglia e interesse di esprimere il loro punto di vista. Se è vero che questo è un territorio che sta a cuore a noi e in campagna elettorale tutti abbiamo detto, è anche vero che ci sono delle alternative linee di sviluppo dello stesso che non necessariamente possono prevedere o comunque realizzare quei metri cubi di cui si diceva. In realtà, ad esempio, lo sviluppo e quindi il benessere anche delle popolazioni residenti nella frazione di Brussa, di Castello di Brussa, è possibile facendoli beneficiare delle presenze che già arrivano a Carle, ma regimentate, regolamentate con un accesso che attraverso un collegamento acqueo ciclopedonale possa consentire a questi turisti, piuttosto che gli stessi residenti, di raggiungere Valle Vecchia e raggiungere anche Brussa. Però bisogna realizzare questo collegamento, ripeto, regimentato, controllato, perché questo è, tra l'altro, un punto fondamentale dell'offerta turistica che noi, già mi ricordo quando ero assessore, chiedevo si potesse realizzare e mi viene addirittura risposto in sede di discussione dell'argomento, della proposta così sommaria, ma qualcuno te l'ha chiesto, come se ci fosse l'esigenza che qualcuno chieda di dare accesso a questa importantissima risorsa solo se vi sono dietro degli interessi particolari. No, rispondevo io, mi sembra logico, mi sembra naturale consentire l'accesso ad un parco naturale, supponiamo, per tutti coloro che vi vogliono accedere nei limiti in cui ciò sia compatibile con l'ambiente. E allora lo sviluppo di quelle aree è possibile anche attraverso una rivisitazione dei flussi e che non necessariamente vada a calare su quell'area determinate quantità, più o meno, insomma, poi non è questo il punto, ma di metri cubi che forse non sono compatibili con questa linea di sviluppo. E per finire mi permetto di sottolineare, forse con una chiosa, voglio dire polemica, ma senz'altro insomma anche per dare un po' di peso alla discussione, il vicepresidente della provincia è quel coordinatore del PDL che il sindaco in campagna elettorale e poi alla fine cercava di tirare per la giacchetta. Allora forse dovevate mettervi d'accordo un po' prima forse dovevate mettervi d'accordo, perché sostenere di essere appoggiati dal PDL, se poi il PDL sul punto così importante della linea di sviluppo del territorio locale non vi dà il sostegno, allora forse dovevate pensarci prima. Consigliere Favaro? Sì. Le ricordo, scusi consigliere Favaro, ha chiesto un intervento di 3 minuti, visto che consideriamo il capogruppo Borin come presentatore. Grazie. Hai chiamato da tutti, non è andato solo. Il presentatore ha diritto a 2 interventi, il primo di 10, il secondo di 5. Tutti gli altri consiglieri hanno il diritto ad un intervento di 3 minuti. Lo ricordo per rispettare il regolamento. Permetto di rilevare soltanto che la firma, se non ricordo male, fosse anche l'ultima la mia nella interrogazione, per cui visto che se volete verificare il relatore fatelo, senza nessuna polemica. No, ci mancherebbe altro. No, sono molto rapido, grazie Presidente, a integrazione di quanto già detto dal mio capogruppo. Allora, nella risposta del Sindaco sembra che qualcuno si sia sognato che nel PAT c'è questa previsione di un villaggio turistico. Ora, il Sindaco dice che non vi è da nessuna parte la quantificazione del numero di turisti che dovrebbero risiedere in questa struttura ricettiva all'aperto. Struttura ricettiva all'aperto nel 2012 per struttura ricettiva all'aperto si intende non certo un campeggetto dove la gente va con la tendina canadese come
come ai tempi negli anni 60 quando c'era un turismo di altro tipo. Struttura turistica ricettiva all'aperto, ad esempio, questa è la classificazione della legge, in base alla legge turistica regionale, sono i villaggi turistici quali Casa delle Torri, San Francesco o i grossi campeggi, i villaggi turistici della Riviera del Cavallino. Per dimensioni, stiamo parlando di dimensioni massime, 50 ettari, 500.000 metri quadri, e per dimensioni di turisti teorici ricevibili in questa struttura, e qua mi riferisco alla tabella contenuta nelle norme tecniche di attuazione del PAT, all'articolo 27, il sindaco se ne è sfuggito, all'articolo 27, atto numero 5 Brussa, c'è una tabella relativa al dimensionamento. In questa tabella è scritto turisti teorici insediati, definiti dal PAT 6.750. Ora, se questi 6.750 si vogliono far stare tutti nei 65.000 metri cubi di cui lei parlava, la cosa è impossibile, perché per legge un posto letto turistico in case di muratura ha bisogno di 80 metri cubi. Se noi dividiamo per 80 i 65.000 ce ne stanno solo molto meno, solo 500, quindi sono una minima parte. Quindi se sono previsti come carico turistico teorico 6.750, vuol dire che vanno tutti dentro questo villaggio turistico. Quindi non ce lo siamo sognato, non se l'è sognato Legambiente, non ce lo siamo sognati noi quando abbiamo sottoscritto e presentato questa interrogazione. Stiamo parlando di un villaggio di enormi dimensioni, sicuramente sproporzionate, sicuramente incompatibili con quella che lei dichiarava essere l'obiettivo del PAT, cioè la sostenibilità ambientale. Poi lei diceva, ma non è detto che tutti parlano di Valle Vecchia, invece quando invece questo villaggio turistico è posizionato a 2-3 km da Valle Vecchia. Allora, 2-3 km dal canale Cavanella. In realtà, se noi guardiamo le tavole del PAT, c'è una grande macchia bianca che arriva fino al confine di Valle Vecchia. Quindi il villaggio turistico potrebbe cadere in un punto qualsiasi di questa grande macchia bianca. Quindi a 3 km come anche a 0 chilometri da Valle Vecchia, dal confine esterno di Valle Vecchia. Noi abbiamo sempre detto che il villaggio turistico è in Brussa, a ridosso di Valle Vecchia. E lei stesso nella lettura, nella presentazione che ha fatto il PAT, ha definito la Brussa come la porta naturale di accesso a Valle Vecchia. Quindi se io posiziono una struttura ricettiva di queste proporzioni, di queste dimensioni, nella porta naturale di Valle Vecchia, è chiaro che la faccio con l'obiettivo di far giungere questi turisti su Valle Vecchia. E questo è innegabile, è il buon senso. Uno fa chilometri e chilometri per andare a pernottare, a farsi la vacanza in questo villaggio turistico, e il mare poi come lo vede? In cartolina, il mare, la spiaggia, andrà a vivere nella spiaggia e a godere del mare della spiaggia di Valle Vecchia. Quindi le chiedo di concludere. Vado concludendo. Le firme raccolte, solo il 5% sono quelle di Cave. Certo, ne stiamo raccogliendo molte altre. Non dimentichiamo che la campagna promossa da Legambiente si è svolta nel mese di agosto, quando la popolazione di Cave è tutta impegnata. Stiamo raccogliendo le firme di Cavolotti, ma non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, perché noi qui oggi, firmando questa interrogazione, rappresentiamo la bellezza di 3.768 cittadini di Cavre, ovvero il 55,7%. Se poi aggiungiamo anche gli elettori del Movimento 5 Stelle che sta promuovendo una petizione contraria al PAT, arriviamo al 62%, quando invece lei può dire di rappresentare solo 1964 cittadini, cioè il 29%. Se poi prendiamo in esame la petizione presentata firmata dai 116 abitanti di Brussa, bene, sono 116 su 500 innanzitutto, ma poi mi pare che il consigliere Guglielmini abbia raccolto 158 preferenze in Brussa, quindi forse sta perdendo anche lui consenso su questo tema, perché non è arrivato neanche a raccogliere tutte le firme delle persone che l'hanno votato. Bene, allora vado concludendo e dico, caro sindaco, si metta una mano sulla coscienza, tutta la maggioranza, mettetevi una mano sulla coscienza. State per dare via libera ad una cosa devastante, che per 40 anni ci sono stati vari tentativi, ma nessuno è riuscito, ha avuto il coraggio e il buon senso di fare questa cosa. Voi state facendo un grave danno. Grazie consigliere. Sono altri presenti. Comunque commisso, prego.
Sì, grazie. Io non parlerò di metri cubi, parlerò di... tanto ringrazio il sindaco perché il documento preliminare l'avevo letto diverse volte e ho visto che si è preso la briga di rileggerlo per tutti quanti. Non ha detto alla fine che ci è costato 360.000 euro e che era un copia e incolla con quello del comune di San Michele, che grosso modo aveva gli stessi argomenti. Quel documento doveva essere, e cito i dati di un'interpellanza che ho fatto qualche anno fa, doveva essere consegnato per l'adozione al Consiglio Comunale entro il 19 gennaio 2007. Ebbene, è stato adottato dal Consiglio Comunale il 15 settembre 2010, quindi 3 anni e 9 mesi più tardi. Ed è una serie di numeri e anche di strafalcioni. Uno lo ha appena citato il consigliere Favaro circa la capacità di questo ipotetico villaggio turistico nel numero di abitanti rispetto ai metri cubi che sono fabbricabili. Un'altra novità, e attiene di più a quello che voglio dire, è il numero di posti barca. I posti barca nel comune di Caorle sono indicati dal PAF in 1020, un numero così. Per cui, come dire, c'è tutto il ragionamento per il quale si può arrivare a 5.000 posti barca, alle darsene, eccetera, eccetera. Per curiosità mia sono andato a verificare questa cosa e vi assicuro che se lei si prende la mappa di Google ne conta di imbarcazioni, non di imbarcazioni come dire quelle che interessano alle darsene, ne conta in tutto il territorio di Caorle più di 2.500. Ora, se questo villaggio turistico dovesse essere realizzato assieme anche ai trivili e tutti gli accessi ai canali lagunari, è chiaro che questa miriade di imbarcazioni e di persone graviterebbero veramente in maniera, questo non è stato valutato dagli estensori del parco, graviterebbero in maniera importante e devastante nei confronti di questo relitto di laguna che possiamo ancora godere noi. Per cui la nostra è una preoccupazione vera. Chi frequenta la Prussa, chi frequenta quelle zone, e sono poche persone, pochissime persone qui dentro possono dire di essere andate, non so, almeno 2 volte negli ultimi 5 anni, non hanno presente. Tra l'altro i caorlotti lavorano d'estate, quindi è difficile che si reghino in quei luoghi. Io vi assicuro che durante le domeniche d'estate, durante i giorni di festa o durante le giornate estive arrivano 2.500 vetture, arrivano 5.000-6.000 persone minimo. Raddoppiarle, voi pensate cosa vuol dire? Perché uno che va nel villaggio turistico di Prussa, come dire, avrà ancora un impatto ancora maggiore, visto che in Prussa non c'è nessun servizio, invece di andare una volta solo al giorno ci andranno 2 volte, perché non si fa una strada, ci andranno in bicicletta, ma ci andranno anche in macchina. Quindi è veramente preoccupante che si monti una polemica con un accordo di cooperazione, che cooperazione è se poi vuol dire l'opinione della controparte non corrisponde, per cui non vale più cooperazione, vuol dire trovare una soluzione comune a questo tipo di osservazioni. Quindi una costruzione di questo tipo, senza dare il metodo dei tempi che stiamo correndo, che come dire, è abbastanza poco probabile, e anche tra l'altro con l'ipotesi che lei ha ricordato adesso del riallargamento di Valle Vecchia, è come dire, mettetevi d'accordo, cioè riallagare Valle Vecchia, progetto che io ritengo personalmente essere ridicolo e inapplicabile assolutamente, vuol dire poi alla